La lotta al coronavirus a nord-est. Ieri un nuovo record di contagi e il Veneto teme l'arancio e la chiusura delle scuole. Il tasso di occupazione dei posti letto in area medica è salito al 19%, la soglia è il 30%. Zaia: con questa crescita esponenziale di casi avremo il verdetto il 10 gennaio, che poi sono i giorni appunto in cui cominciano le scuole. Sul Gazzettino, a pagina 4, Gazzettino Nazionale, ci sono i dati aggiornati, le proiezioni non lasciano ben sperare, il bollettino di ieri dava 8.666 nuovi positivi in 24 ore, il giorno prima erano stati 7.400, da 7.400 a 8.600, ieri 23 morti, 80.456 persone in isolamento, aumentate di 4.400, 1.290 malati Covid in area medica e 190 malati in terapia intensiva, tutti numeri in grande aumento. Quanto ai tamponi, il Veneto ieri risultava terzo a livello nazionale per numero di tamponi eseguiti. Il tasso di occupazione in area medica è arrivato al 19, quando al 30% si sa che si passa in arancio, visto che gli altri parametri sono già alti: terapie intensive 18% contro la soglia del 20, RT 1,13, incidenza 6,10, 610, 6.10, qui è scritto sbagliato, il Gazzettino qui ha sbagliato. Con questi dati, poi non è 610, ieri era sopra 700, quindi questo è proprio sbagliato questo numero. Con questi dati è presumibile pensare ad una chiusura delle scuole, ossia ad un prolungamento delle vacanze natalizie o la DAD a partire dalla seconda media? Anche qui Zaia non si è sbilanciato, in questo momento non lo possiamo dire, ma il dato innegabile, sono sempre parole di Zaia, è che il numero di contagiati positivi alla settimana su 100.000 abitanti è sopra i 1.000 tra i bambini e sotto i 400 tra gli adulti. Quindi Zaia ci ricorda, numeri alla mano, che sui dati settimanali il numero dei bambini rispetto agli adulti che risultano contagiati positivi è più del doppio, quindi è chiaro che c'è una circolazione maggiore tra i bambini. Allora, buongiorno, buon giovedì 30 dicembre da Luigi Guglielmi, giornalista dell'Amico del Popolo. Noi giornalisti dell'Amico del Popolo conduciamo come sempre questa rassegna, che è la rassegna stampa di Radio Piave in blu. Sono sul Gazzettino Nazionale, come vi dicevo. Continuo a leggere qualcosa da questo articolo e poi passiamo alle nuove regole che sono state introdotte ieri dal governo. In Veneto la zona l'arancione si avvicina, la chiusura delle scuole si avvicina ancora di più, dice il Gazzettino. Nel giorno in cui la regione raggiunge un nuovo record con ben 8.666 nuovi contagi, ora tenete presente che questo numero è dato dai bollettini di Azienda Zero, ci si basa sul bollettino di ieri mattina alle 8, che viene dato ai giornalisti dopo le 8, viene dato verso metà mattina, però fa riferimento ai dati delle 8. Bene, se ci sono grosse novità seguiteci su www.amicodelpopolo.it, perché vi diremo com'è la situazione con il bollettino nuovo. Sui giornali per forza trovate, sui giornali di carta, sul Gazzettino, sul Corriere, trovate la situazione di ieri, sul nostro sito dell'Amico troverete la situazione di oggi. Dunque, ben 8.666 nuovi contagi nell'arco di 24 ore. Il governatore Luca Zaia non conferma ma neanche smentisce la possibilità di ulteriori restrizioni. La deadline resta fissata al 10 gennaio, quando si vedranno gli effetti delle feste dei cenoni di San Silvestro, perché adesso contiamo i positivi ma poi molti dei contagiati finiranno in ospedale, dice Zaia. Ecco, questa è la brutalità con cui si può dire questa faccenda, ma ha ragione Zaia, cioè adesso noi vediamo la curva dei positivi che aumentano, ma sappiamo che dopo 15 giorni questa curva dei positivi si trasforma in una curva dei ricoverati in ospedale, che saranno senz'altro strameno rispetto alle ondate precedenti, perché adesso ci sono i vaccini, però vengono colpiti in maggior parte i non vaccinati e molti finiranno in ospedale. Solo ieri 138 nuovi ricoverati nel Veneto. Il presidente non nasconde l'irritazione nei confronti di chi continua a dire che il Covid non esiste, che è solo un'influenza, che ci si può curare a casa.
virgolette, e allora porca dicano qual è la formula magica per curarsi a domicilio. La verità è che i Novax prima predicano bene, ma poi quando non ce la fanno più e hanno bisogno di ossigeno si presentano in ospedale, e infatti l'80% dei ricoverati in terapia intensiva non è vaccinato. Ecco, che cosa aggiungere? Insomma, questa è la situazione. Gli scenari sono foschi, l'Italia arriverà a 100.000 nuovi contagi al giorno, in Veneto di questo passo arriveremo a 10.000 casi quotidiani, gli effetti li sentirà prima di tutto la sanità, riusciremo a salvaguardare i reparti di maternità, le dialisi, qualche rete oncologica, dice il Presidente della Regione, che non si esprime sul lockdown per i non vaccinati, tema su cui è intervenuta ieri l'opposizione. Allora, per ora lascio il Gazzettino, perché vabbè che potremmo anche vedere da qui effettivamente le regole, ma sì dai, ve le mostro, volevo farvele vedere dal Corriere delle Alpi, invece stiamo sul Gazzettino. Allora, stop quarantena con la terza dose. Chi ha la terza dose eviterà di fare la quarantena. 3 modalità di isolamento dopo il contatto con un positivo. Attenzione, c'è stato un contatto col positivo? Se avete la terza dose siete esentati dalla quarantena, cioè non serve mettersi in quarantena. Si prevede 5 giorni di quarantena per chi è immunizzato, ma solo con 2 dosi o con una, 10 giorni di quarantena per i Novax, per chi non ha il vaccino, d'accordo? Tutto chiaro? Allora, adesso, se si arriva in contatto con un positivo, siete a cena e vi dicono guarda che il tuo vicino di posto era positivo, cosa succede? Se voi avete la terza dose, non fate quarantena, c'è la raccomandazione a tenere le mascherine, a evitare i contatti con l'altra gente, cercare di evitare i contatti, no? Per un po' di giorni. Però non siete esentati. Se invece avete fatto dosi ma non la terza, dovete stare 5 giorni in quarantena. Invece devono stare 10 giorni in quarantena i non vaccinati per vedere se intanto sviluppano qualcosa. Allora, appunto, il fermo della quarantena, dicevamo, con il booster, cioè con la terza dose, l'autosorveglianza, ma si può uscire. Il contatto stretto di un positivo, per esempio un familiare, se ha ricevuto la dose booster, cioè la terza dose, o ha il Super Green Pass da meno di 4 mesi, ottenuto con la doppia iniezione o il superamento dell'infezione, d'accordo? Cioè se avete la seconda dose da meno di 4 mesi, quindi si ritiene che il vaccino abbia un'alta validità, non deve più andare in quarantena. Fino a ieri doveva invece rispettare 7 giorni di isolamento. Gli verrà comunque chiesto di rispettare un periodo di autosorveglianza, quindi di attenzione nei comportamenti, di utilizzo costante della mascherina FFP2, di sottoporsi a un tampone a 5 giorni dal contatto con la persona positiva. Queste regole ovviamente valgono solo se il contatto stretto di un positivo è asintomatico. Con 2 dosi dura più breve, 2 giorni in meno. Cosa succede se il contatto stretto di una persona infetta non ha ancora ricevuto la terza dose e ha completato il ciclo vaccinale da più di 120 giorni, cioè da più di 4 mesi? Bene, la regola è simile a quella che varrà anche per chi ha superato l'infezione, di fatto si applica a tutti coloro che hanno il Super Green Pass ma senza la terza dose. In questo caso resta l'obbligo di quarantena, ma la durata viene abbassata a 5 soli giorni di quarantena. Anche questa scelta dovrebbe contribuire a ridurre l'impatto dell'effetto domino delle quarantene, che rischia di causare la paralisi del paese. Terzo, senza vaccino invece sono coloro che per scelta, in grande minoranza, sono esentati per problemi di salute, coloro che non si sono vaccinati, per loro la quarantena resta e dura 10 giorni e prevede anche il tampone al termine del periodo di isolamento. Al di là delle regole, se una persona non è immunizzata perché ha rifiutato il vaccino, ha un rischio molto più alto rispetto a un vaccinato di sviluppare la malattia. Ricordiamoci queste parole. Se una persona non è immunizzata perché ha rifiutato il vaccino, ha un rischio molto più alto a un vaccinato di sviluppare la malattia. In Italia la percentuale dei vaccinati è alta, ma ci sono ancora 6 milioni di persone in Italia sopra i 12 anni che non hanno ricevuto nessuna dose, quindi sappiamo. Turismo, gli hotel diventano proibiti ai Novax, si allunga la lista delle attività
consentite solo con il Super Green Pass, cioè con la vaccinazione. Non basta il test, non basta più il Green Pass normale che si può ottenere anche con un test fatto da un tampone. Un esempio, un non vaccinato non potrà andare in un hotel. Le nuove regole diventano operative dal 10 gennaio, su questo c'è polemica perché visto l'avanzata dei casi c'è chi le avrebbe volute attive da subito, e riguardano alberghi e strutture ricettive, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, sagre, fiere, centri congressi, servizi di ristorazione all'aperto, anche all'aperto, impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici, sempre ci vuole il Green Pass Super, cioè vaccinazione. Piscine, centri natatori, sport di squadra, centri benessere anche all'aperto, centri culturali, centri sociali e ricreativi. In tutte queste situazioni dal 10 gennaio ci vuole il vaccino. Sport, gli stadi passano la capienza al 50%, trasporti serve il Super Green Pass anche sull'autobus. Uno dei punti più dibattuti ieri nei vari passaggi al Comitato Tecnico Scientifico, alla cabina di regia, nell'incontro con le regioni, infine nel Consiglio dei Ministri, riguardava l'estensione dell'obbligo del Super Green Pass. Si ottiene solo con la vaccinazione o con il superamento della malattia. Non vale il test, non vale il tampone. Alla fine è passata la linea di chiederlo, il Super Green Pass, non solo sui mezzi di trasporto a lunga percorrenza, come i treni ad alta velocità, ma anche sul trasporto pubblico locale o regionale, cioè serve il vaccino per salire in autobus. In sintesi, sugli autobus o sulla metropolitana potranno esserci solo passeggeri vaccinati. Questa la sintesi del Gazzettino nazionale che in prima pagina dice così: terza dose, niente quarantena, le misure del governo, super pass anche per autobus e treni, stadi capienza al 50%, tamponi solo per contagiati sintomatici, stretta sul lavoro, governo diviso, si rinvia. Su questo non abbiamo detto molto, i tamponi verranno riservati solo a chi ha sintomi perché non ce n'è più, non c'è più tempo, capacità, possibilità di correre dietro a tutti, compresi quelli che si andranno a fare i tamponi per fare la festa dell'ultimo dell'anno, portando via un tampone magari a chi ha i sintomi. Ecco, non è pensabile questa situazione. Certo, ci scapperanno un sacco di casi. Record di contagi, ricoveri in aumento in Veneto, l'arancione è più vicino, così facciamo, ce la siamo voluta. Allora, minaccia al centro vaccini, siamo ridotti così, una bombola di GPL davanti alla sede dei vaccini, accade a Villorba, Treviso, nella foto un vigile del fuoco davanti alla bombola abbandonata al centro vaccini che è già stato nel mirino dei vandali. Non servono commenti, penso, no? Super pass sui bus e treni e stallo sul lavoro perché c'era chi chiedeva, a cominciare da Confindustria ma anche tutti i partiti sostanzialmente, si chiedeva il Super Green Pass, cioè per lavorare tutti obbligo di vaccino. Invece no, non è stato messo perché si è messa contro la Lega non ha voluto questa norma. Andando avanti, l'abbiamo detto, dei record, c'è la pagina 5, l'approfondimento sulla bombola lasciata al centro vaccinale e poi notizie di carattere nazionale anche ancora sul virus, ma non solo. C'è l'articolo sulla maturità, ci sono tanti ragazzi che quest'anno si aspettavano magari una situazione in scia con quello che era successo col tempo della DAD, l'esame del futuro, maturità si ricambia, torna il tema d'italiano, tesina scelta dai prof, una sola prova scritta e poi il colloquio, è stato accolto l'appello degli intellettuali, addio al test di indirizzo per ogni scuola, la decisione definitiva però arriverà a gennaio. I titoli insistono molto su questa cosa, che ci sono molti che prendono la residenza nei nostri paesi di montagna, però fanno i furbetti e poi in realtà non vanno a risiedere, lo fanno per ragioni fiscali, no? E questo comincia, anzi, sono trovati solo a Auronzo ne hanno trovati 30 falsi residenti, figurarsi quanti ne saltano fuori.
Andiamo a vedere la pagina di apertura su Belluno, che sarà proprio con questo titolo che vi ho detto, e cioè seconde case è caccia agli evasori. A Auronzo, Guardia di Finanza e Polizia Locale scoprono 30 finti residenti, la sindaca recuperati 133.000 euro. Le indagini sull'evasione dell'IMU si estenderanno presto ad altre località. Ghedina, da Cortina, dice che l'attenzione è già alta. Lo fanno appunto per evitare di pagare l'IMU. Sapete che se uno è residente non paga l'IMU, se invece ha una seconda casa la paga. C'è gente che sposta la residenza, magari i coniugi, uno qua e uno là, per non pagare l'IMU. Altri titoli su questa prima del Gazzettino: il ponte Bailey, croce di Belluno finché non si farà il ponte nuovo, riapre in anticipo via libera alle auto già da questa mattina. Calcio, infortunio di Raimondi, un delirio farsi visitare. Buongiorno, perché? Santo Stefano, il comune salderà a rate il vecchio debito dell'ICI. Questa è una cosa incredibile, perché vabbè, insomma, dopo vediamo se troviamo il tempo di andare a vedere i titoli, l'approfondimento dentro. Sequestrati oltre 5.000 oggetti natalizi illegali, sempre in prima del Gazzettino di Belluno. Sanità, potranno affrontare le peggiori situazioni meteo chi? Le 6 nuove ambulanze che entrano in dotazione in provincia di Belluno e sono armate, attrezzate per sfidare la neve. Le nuove ambulanze e l'elicottero del 118 e la didascalia della fotografia. 6 le ambulanze presentate ieri mattina. Si tratta di mezzi all'avanguardia che potranno muoversi anche in condizioni atmosferiche più complicate. Il costo totale supera i 900.000 euro. Altri titoli: a Tomo, Feltre, la strada è a rischio smottamento, via ai lavori. Cencenighe, ieri ci sono arrivate le foto impressionanti dei vigili del fuoco, un'auto fuori strada, ventenni finiscono sulla riva del lago dopo aver fatto tutto il pendio della strada in giù, per un pelo non sono finiti dentro, dopo essere rotolata per 15 metri. L'auto si è fermata su un lato, accartocciata su se stessa. Nonostante la caduta, i 2 ragazzi di Montebelluna a bordo del veicolo sono usciti in modo autonomo e hanno aspettato l'arrivo dei soccorsi. L'incidente ieri pomeriggio a Cencenighe, poco dopo le 18, l'auto con i ragazzi a bordo è finita sulla riva del lago del Ghirlo. Andando avanti, casette del Brulè, chiusura anticipata. Chi pensava di andare lì a fare il brindisi alcolico di mezzanotte non lo potrà fare. Parliamo di Belluno, casette del Brulè, gli orari ora sono blindati, dice il Gazzettino. Come annunciato martedì è arrivata la stretta sulla movida di queste festività con il documento firmato ieri mattina dal sindaco Jacopo Massaro. Non si potrà bere e festeggiare ad oltranza, punto. I nuovi orari sono entrati in vigore già ieri: apertura dal lunedì al giovedì dalle 10.30 alle 21.30, venerdì prefestivi e festivi 10.30-23, il 31 dicembre 10.30, 22.30, altro che mezzanotte. Ristori, alberghi, bar, ristoranti ancora secco, appello alla regione dalle imprese turistiche, i soldi ci sono, dateceli. Nevegal, maestri di sci, tutto esaurito fino al 10 gennaio, le piste del Nevegal sono gettonatissime, il telefono squilla di continuo e la ventina di maestri di sci non ha un'ora di lezione libera fino al 10 gennaio. Segno chiaro di quanto il Nevegal abbia potenzialità, perché va a toccare un bacino molto consistente, quello della Valbelluna, ma anche quello del lato sud delle Prealpi, con una neve, se si vuole, facile, ma neanche troppo, e temperature buone, un paesaggio bellissimo. Borgo Valbelluna, Ideal Standard, aggiornamento dei dipendenti, aggiornare e potenziare le competenze dei lavori dell'Ideal Standard di Trichiana, che stanno vivendo un momento di transizione tra la vecchia proprietà e quella che verrà individuata quale la migliore per dare continuità al sito produttivo. È questa una delle iniziative che si sta portando avanti grazie ai fondi dell'azienda. Non vado oltre su questo giornale, vediamo il Corriere delle Alpi. Qui era la pagina che mi ero preparato, ma a questo punto abbiamo già visto sul Gazzettino le regole del 2022. Qui ne riassumono 3 in particolare: vietati bus, treni e ristoranti all'aperto e impianti sciistici senza vaccino. Cioè, senza vaccino, vietati bus, treni, ristoranti all'aperto e impianti sciistici. Questo dal 10 gennaio. No? Ci sono poi le notizie su come cambia il discorso della quarantena. Con 2 dosi, dice il titolo, come in un limbo, perché passati 4 mesi, addio vita sociale, cioè si cade in una situazione simile a quella di chi non fa il vaccino. Nessuna limitazione e solo chi si contagia va in isolamento nel caso si siano fatte 3 dosi. 3 dosi, nessuna limitazione.
Veneto, il virus in salita, 10.000 casi al giorno, impossibile tracciare. Zaia, dopo un nuovo record, dice fino all'Epifania la curva dei contagi salirà. Quarantena, gli scienziati ci risparmino la lezione sul modello ideale. Dunque, volevo farvi vedere la prima pagina del Corriere delle Alpi, eccola qui, titolone niente quarantena con 3 dosi. Per trasporti e impianti di sci c'è anche l'ipotesi del Super Green Pass. In provincia il numero dei nuovi positivi è raddoppiato in 24 ore, 3 positivi alla Dolomiti Bus, a rischio la gara del 9 alla Dolomiti Bellunesi, scusatemi, calcio, stiamo parlando della squadra del calcio, a rischio la gara del 9 a Mestre. Niente brindisi a Capodanno, c'è la foto delle casette, punto di ritrovo per gli amanti del brulè e della compagnia in centro a Belluno. Le casette appunto chiuderanno alle 22:30. All'ospedale di Cortina spariscono medicinali e un infermiere capo, finisce nei guai. A Auronzo scovati 30 furbetti dell'IMU, recuperati 133.000 euro. Pazzo meteo per San Silvestro, si prevedono temperature primaverili, 10 gradi in più ed è in arrivo anche il FEN. C'è chi è preoccupato per i rischi valanghe che si presenteranno sulle piste. Sapete chi è questo tizio che vi mostro in foto, amici della radio, lo andrete a vedere a bordo di una motoslita? È Gigio Donnarumma, il portiere della nazionale che ci ha dato soddisfazioni in Europa, che è a Cortina e si concede un giro che è nelle nostre zone, nella nostra provincia. Gigio Donnarumma ne ha approfittato per fare un giro con la motoslitta in zona Tre Cime. Sensi, Berardi e Petagna si sono invece concessi giorni di relax a Cortina, quindi tra Cortina e Auronzo, le nostre perle, alcune delle nostre perle dolomitiche, perché poi pensiamo abbiamo anche soprattutto Arabba, Alleghe, Falcade, posti meravigliosi che abbiamo in provincia di Belluno, ecco, che attirano l'attenzione anche di questi personaggi molto famosi. Allora mi fermo, vi auguro un buon giovedì 30 dicembre, se non riuscite a organizzare un cenone non prendetevela, dai, quest'anno va così, cerchiamo di conservarci sani, sono giorni in cui il contagio va fortissimo, mette a rischio anche chi è vaccinato, molto meno, ma mette a rischio un po' tutti, cerchiamo di essere prudenti, la passeremo via anche questa e insomma si potrà fare quello che si potrà fare, non andiamo a rischiare la vita o farla rischiare alle nostre persone care perché non sappiamo rinunciare a una tradizione o cosa, dai, penso che possiamo mettere via i capricci e cercare tutti di fare un gesto di responsabilità. Allora ciao, buona giornata da Luigi Guglielmi, grazie per i vostri saluti su Facebook, risponderò tra poco e niente, ci vediamo, ci sentiamo domani mattina. Ciao ciao!